vicina, boh della stagione è vicina, ma per riuscire ad aggirarla nel migliore dei modi occorre fare l'ultimo metro prima delle sospirate vacanze di fine anno. Amici di Sportisili, buon pomeriggio e buona domenica da Francesco Cambuca, ben trovati allo stadio Gurrera di Sciacca per la sfida tra Unitas Sciacca e Geraci, ultimo atto del girone di andata e del 2023 per l'eccellenza girone A. Nel Geraci la palla che spiove, il tocco di Fernandes, forse anticipato, in ogni caso calcio d'angolo, aggancio non facile, poi Guadagnoli per la corsa di Fernandes, la posizione regolare, Fernandes a tu per tu con Grotta che gliela blocca ma viene segnalato fuori gioco. La battuta di Iraci, male qui Barbagallo, salva sulla linea, se ho visto bene Ogbonda, palla gol gigantesca per l'Unitas. Iraci la rimette al centro, Secan quasi scontra con Di Mercurio, alla fine allontana Lopizzo, poi palla lunga, ancora una volta cercati questi rilanci ma Fernandes recupera e l'arbitro fischia per calcio di punizione, è il rosso per Di Perna. L'intervento da allontanare da parte di Coco, poi prova a lottare Bello, Secan anticipato, si può buttare nello spazio Baldé, vantaggio improvviso dell'Unitas Sciacca con la rete di Aliou Baldé che ha approfittato di questo buco della difesa del Geraci per portare i suoi in vantaggio. Scambio, ancora Baldé che riesce a passare, Baldé in area, la mette tesa in mezzo, Secan va giù, non riesce a ribadirla in rete, forse un contatto falloso. Tocco per vie centrali, capisce bene Iraci, Bello, non riesce a toccarla, allora Gonzales con il destro, il gol del pareggio del Geraci, gran tiro dalla distanza di Gonzales, e allora situazione che torna in parità col Geraci che realizza la rete del pareggio. Piero Concialdi, si riaccende il pubblico del Gurrera, Fricano, Baldé, arriva Fricano a sovrapporre, porta veloce a Baldé che propone questo cross, deviato, Barbagallo la smanaccia. L'ultima gara del girone d'andata e del 2023 per entrambe le squadre, Guadagnoli, cross, arriva Albanese che colpisce di testa, Fernandes anticipa, poi arriva la conclusione, fuori di pochissimo, ci ha provato Bonamaison, palla fuori. Può fischiare, c'è Iraci che continua a guardare un po' la porta, un po' l'area, fischia l'arbitro, Iraci infatti cerca la porta, Barbagallo si è opposto da giocatore di volley, calciando in porta ma era più vicino, fischia l'arbitro, Iraci questa volta la mette in mezzo, allontano Bonda, poi Bello, prova a rimetterla in mezzo, Baldé, fuori gioco di Aliou Baldé, annullato il gol del possibile 2-1 all'Unitas Sciacca. Riesce Bonamaison, riesce invece Giovagnoli, prova a ripartire il Geraci, palla subito in verticale per lo scatto di Fernandes è fuori Grotta che però è bravissimo ad opporsi con i piedi, colpo di testa di Lopizzo, Bonamaison, qui bella la giocata in mezzo a due di Bonamaison, resiste alla carica di Concialdi che è già ammonito e quindi desiste dalla trattenuta, poi la palla di Bonamaison per Ferruzza, si gira Ferruzza, resiste a Cassaro, Ferruzza, Grotta, bravissimo ancora, Pane Bianco, evita l'intervento di Niosi e serve Balsano, palla verso il centro, Ferruzza va ancora via a Cassaro, poi il cross che diventa un tiro, Grotta lo smanaccia fuori e poi palla messa in fallo laterale, occasione ancora per Ferruzza, la tiene, la scarica, Albanese con il cross, secondo palo Fernandes, palla fuori, non di molta occasione Geraci, di testa ancora questa volta Lopizzo, poi Concialdi, Fricano avanza, può proporre il cross, arriva adesso di testa Gonzales su Concialdi se la sistema, va a calciare Concialdi, palla fuori, ultima preghiera per l'Unitas Sciacca per provare a vincerla. Pallone che arriva a ridosso dell'area di rigore, colpo di testa di Baldé, quello di Lopizzo, poi prolunga Fernandes e per l'arbitro può bastare, finisce 1-1 la sfida del Gurrera tra Unitas Sciacca e Geraci.